Sabato e ieri domenica delle Palme, nella parrocchia San Nicola di Fontanelle ad Agrigento è stato presentato il musical sulla passione di Cristo Non uccidetelo, è innocente, con la regia di Paolo Colajanni, il quale in una intervista al settimanale diocesano L'Amico del Popolo ha detto che il musical è stata l'occasione giusta per conoscersi meglio e rinsaldare l'amicizia tra parrocchiani. La passione di Gesù, afferma Colajanni, pone ad ogni generazione l'eterno interrogativo: ucciso perché? Ma anche: poteva essere evitata quella morte? Di chi la colpa? Del popolo o del potere politico? Possibile che un innocente amato e dichiarato tale da tutti potesse essere ucciso? Attori sono stati i parrocchiani del quartiere agrigentino con le musiche di Vito Lauricella e le luci di Riccardo Liotta. Un ruolo importante è stato quello del coro parrocchiale.